C'è il rischio di vivere una relazione falsa con Dio, invece bisogna entrare in un rapporto senza ipocrisie. Lo mette in rilievo il Papa nella catechesi di questa mattina. Francesco si sofferma sul brano "Non pronuncerai in vano il nome del Signore", un invito non solo a non offendere il nome di Dio, ma anche a non usarlo in modo inopportuno. Prendere Dio su di sé vuol dire entrare in una relazione forte con Lui. Lo ricorda al farsi il segno della croce, che il Papa torna a chiedere come compito da insegnare ai bambini, che spesso non sanno farlo. E questa parola del Decalogo è proprio l'invito a un rapporto con Dio che non sia falso, senza ipocrisia, a una relazione in cui ci affidiamo a Lui con tutto quello che siamo. In fondo, fino al giorno in cui non rischiamo l'esistenza con il Signore, toccando con mano che in Lui si trova la vita, facciamo solo teorie. È l'autenticità che rende i santi capaci di toccare il cuore, perché le relazioni vere sono ciò che desideriamo più profondamente. Questo, dice il Papa, vale anche per i santi della porta accanto, ad esempio i genitori che danno l'esempio ai figli di una vita coerente e onesta. Se si moltiplicano i cristiani che prendono su di sé il nome di Dio senza falsità, praticando così la prima domanda del Padre nostro, sia santificato il tuo nome, l'annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta più credibile. Ma è anche vero che il nome di ognuno di noi è sulle spalle di Cristo e quindi nessuno può pensare male della propria esistenza. Cristo in noi in Lui, uniti. Questo non è ipocrisia, questo è verità. Questo non è parlare o pregare come un pappagallo, questo è pregare col cuore. Dio non dirà mai di no a un cuore che lo invoca sinceramente.